Molto spesso è per questo le persone cambiano, perché non vedono prospettive di crescita a volte. Ma c'è un'altra cosa che io condivido moltissimo con Sebastiano, è che quando entro dentro l'azienda e sento che le persone sono lì da 20 anni, 25 anni, e di questo a volte i titolari ne fanno un vanto, e lo capisco da un lato perché è un vanto dire ho persone qua che sono da 25 anni. Dall'altro lato c'è il rovescio della medaglia di tutto questo. Dico, va bene, ma che tipo di persone hai dentro da tutti questi anni che non hanno visto cosa c'è fuori, non c'è un mondo, c'è un mondo fuori. Quindi non sono certo una sostenitrice di dobbiamo tenerci le persone per tutta la vita, anzi stimolo gli imprenditori e gli stessi candidati a cambiare, perché nuove competenze, nuova energia. Ma per quello che diceva Sebastiano, il livello di motivazione si abbassa troppo e non riusciamo a portarlo su, o comunque si fa tanta fatica a riportarlo su. Quindi è giusto che da un certo punto di vista ci sia un percorso fisiologico e di vita, voglio dire, anche del candidato per certi aspetti, non per tutte le figure, ma sì, anche per questo motivo qua.